Intanto buonasera. Buonasera, buonasera, sono Andrea Di Pre. Che cosa fai nella vita? Diciamo, sono un avvocato, anche se il mio scopo è non fare niente. E perché? Perché l'ozio dei latini, l'ozio dei romani, cioè io sostengo che oziare, non fare nulla, sia il massimo della vita. E che sei sposato, come sei? No, non sono sposato. E quando mai? E stai da solo? No, no, quello no, però non sono sposato, nel senso non ho firmato nessun contratto matrimoniale, né civile né tantomeno ecclesiastico. E perciò quando ci sono troppo che c'è le donne nuda non ti piacciono perché... Non è che per forza uno per andare con una deve essere sposato. Ah, certo, prima la birra, giusto? Questa che c'è la donna, una bella donna, giusto? No, certo, ma voglio dire però che non riconosco al matrimonio importanza. Certo, se trovi una persona giusta... No, le persone giuste le ho trovate, ma il matrimonio a cosa serve il matrimonio? Quando ti fai fidanzato, quando un giorno ti pigli ti sposa, a te ti piace a fare col profumo. No, ma il matrimonio non serve. Sì, oramai non si matrimonio, che c'è nessuno, non si sposano. Esatto, è questo. Perché poi si sposa e poi il matrimonio perché si lascia. Immagino che lei non sia sposata, giusto? No. Brava, fai bene a divertirti e a non sposarti. A me piace divertere. E si serate, mi piace ballare e divertere. Divertiti, che fai bene, che la vita è tua, è tutto. A me piace, questa è la mia strada e mi piace. Brava. E poi devo dire... Allora, mi interessano i caratteri che ti racconto, mi volete bene. Certo, quello è fondamentale, che ci sia feeling, fra due persone cia feeling, che ci sia uno stare bene, sì. E così quanti anni hai? Ne ho 39. Ma nipote, buone nipote. Beh, diciamo che ho un'età per cui ne ho viste di cose ormai, però, cioè... E lavori tutti i giorni o fai la mezza giornata? Guarda, sei stupendo, cioè lei come nessuno ha fatto una domanda mai così bella, vorrei che lei da giornalista diventasse protagonista e quindi guardasse il suo pubblico da giornalista, perché lei secondo me merita di fare la showgirl. Perché a me mi piace. Questa della mezza giornata è un capolavoro. Grazie. Prego. Se no, la domande non mi conta se fai tutti i giorni, la mattina ti alzi, c'è la macchina. Sì, Grazie, presto la mattina? Dipende. In genere, se posso, dormo anche fino all'1. Se posso. Se devo... Ah, sì. O sabato sera fai esce o con gli amici, mangiare fuori, la cena, la pizza. Sì, anche. Però quello sempre meno ultimamente, purtroppo, sempre meno. Allora esci sabato sera con gli amici a mangiare una pizza, che fa? Sono in giro, però sì. La pizza mi piace, sì. E o tempo l'estate? Vacanza, ci vai? No, la vacanza, non lavorando, non conosco la vacanza. Ah. È sempre vacanza per me. Non ci vai in mare, va l'estate? Sì, il mare mi piace, anche se... cioè, mi piace, sì, io quindi ho sempre la cravatta. Sì. Spiaggia, sempre. E la sera ballare ti piace la sera? Certo. E quale di ballo ti piace? Liscio, tango, mazurka? No, mi piacciono. O discoteca? Mi piace molto la musica della discoteca, sì. Allora come a me pure mi piace la discoteca. Ti piace, sì, come? Sì. E tu quali sono i cantanti, cos'è che le canzoni che preferisci? Io tutti particolari, tutte discoteche, tutte diverse. Io so che tu sei... Tutti moderni mi piacciono. Io so che tu canti molto bene. Grazie. Mi fai un piacere che sono venuto qui apposta per sentirti cantare? Grazie. Canti qualcosa per piacere. A re di nuovo. Paola e Chiara, tutte le sorelle. Paola e Chiara, sì, stupende.
E Colombo felice non si di non sono, ma dove diventerà di più. Yeah, yeah, o ballare sempre tu. Festival, non sento la felicità, non immaginare ni festival. Non sento la felicità, basta, hai emozione un po'. No, ma sai che se canti così bene, Meglio me ne vai a Sanremo? no, ma tu dovresti andare a Sanremo, ma se canti così bene, E se vincevo è meglio, si peggio. no, ma guarda, canti in un modo, cioè mi piace perché sei molto particolare. Ti piace? Sì, sei molto Grazie. particolare. E secondo me sarebbe giusto che a Sanremo ci fossero anche nuove proposte, non sempre gli stessi che vincono, no? No, deve essere. E quindi, beh, Sanremo è adesso comunque, ma bene, quindi che cos'altro posso dire ancora? Se tu ti piace ballare, mettiamo la discoteca, la musica e niente a ballare. Ah, sì, volentieri. Deve essere. Good, fine, cool. Tutte domande, basta. Leggere domande, niente. E dimmi tu, no, sono qui, sei tu che mi intervisti. Oggi sei qua per stare a me. E sei venuto allora. Come sei felice, sei contento, ci sono io. Ascolta, oggi io ho fatto per venire qui da te 2000 chilometri. 2000 chilometri. Grazie. Pensa quanto vali. No, 2000 chilometri, ma non è veramente. Non sei contenta di questo? Sì, certo. Pensa quanto vali, Maria. Allora. Ecco, ma volevo solo però chiudere con la musica della discoteca, non so, mettiamo qualcosa di disco. Canzone moderna, va. Sì. Ok, salutiamo, fa un saluto. Allora, a tutti gli amici di Maria di Trapani, Andrea Di Previ fa i suoi saluti catafratti, parenetici e sibaritici e vi ricorda: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di Pre. Un saluto, dai, saluta. Un saluto. Saluto a tutti, grazie. Ciao. Complimenti, grazie dell'intervista, veramente. Prego. Grazie.